pensavo a te. Giornale radio. Ieri, 29 settembre, in occasione... Eccoci qua, buongiorno. Buongiorno. Questo ricordo musicale, gli Equip 84, 29 settembre, canzone scritta da Mogol, dal grande Mogol, le musiche di Lucio Battisti. 29 settembre. È oggi. È oggi, e quindi mi piaceva iniziare la trasmissione con questo ricordo musicale. Mi ritorno bambina e tu ritorni anche tu un po' bambino. È un po' bambino, sì, abbastanza. Ecco, chissà se suscita qualche ricordo anche ai nostri telespettatori, e se così fosse scriveteci nella nostra pagina di Ore 7. Intanto scorre questo video davvero molto bello tratto dal film I ragazzi di bandiera gialla, e insomma queste immagini sono davvero belle da vedere perché si ritorna bambini e è una musica che io ascoltavo con mio papà, quindi questo è un ricordo da bambina. Ore 7, naturalmente saremo precisi e puntuali con la rassegna stampa, le news e poi naturalmente anche con il meteo, ma anche con le informazioni della viabilità per quanto riguarda le autostrade, per cui diamo subito la linea alla regia per lo stacchetto. Buongiorno a Gianna del centro informativo Viaggiando, della linea. Sì, buongiorno a lei ed un cordiale saluto a tutti i telespettatori. Sull'intera rete di Autovie Venete di Brescia a Padova la circolazione permane ancora scorrevole. Per quanto riguarda invece i cantieri di lavoro, sulla A28 Portogruaro-Conegliano, fino alle ore 14 di oggi rimane attivo uno scambio di carreggiata tra Villotta e Portogruaro, con doppio senso di circolazione in direzione di Conegliano. Sono chiuse a Sesto, a Reghena, le rampe in uscita per chi proviene da Conegliano e di entrata per chi è diretto a Portogruaro. Inoltre, sempre sulla A28 Portogruaro-Conegliano, dalle ore 22 di oggi fino a giovedì 29 settembre, verrà chiusa per lavori di pavimentazione il tratto Azzano X e Sesto a Reghena verso Portogruaro. Era questa l'ultima notizia. Per ulteriori informazioni sulla viabilità potete contattarci al numero 89 24 89. È tutto, vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro buon viaggio. Grazie a Gianna del centro informativo Viaggiando, buongiorno e buon lavoro a lei. Noi ora subito partiamo con le news, lo stacchetto e le prime pagine nazionali curate da Hubert Lundero. Eccoci qua, buona giornata. Sulle prime pagine dei giornali le pensioni la fanno da padrone, partiamo subito col Corriere della Sera, nuove pensioni, c'è l'accordo. Previdenza e conti, 14° aumento del 30%, nella manovra 2017 misure per 8 miliardi, 6 miliardi in 3 anni per le uscite anticipate, la CGIL intesa ma non su tutto, vedremo più tardi nel dettaglio di cosa si tratta. Sulla prima pagina del Corriere troviamo un ricordo di Shimon Peres, il premio Nobel per la pace israeliano, e abbiamo una polemica sul Movimento 5 Stelle, Raggi attacca le quote di genere riserva per Panda, sia la Raggi che l'Appendino criticano le quote di genere perché dicono, la Raggi dice che si tratta appunto di un modo per mettere le donne in una sorta di riserva indiana, mentre per l'Appendino si tratta di superare la questione di genere in modo che diventi indifferente il genere del politico. Passiamo alla Repubblica, anche qui naturalmente il pacchetto pensioni è al centro della prima pagina, in apertura di prima pagina, poi si passa a Shimon Peres e a un pezzo di Eugenio Scalfari, Io e Berlusconi, vi racconto l'imprenditore che voleva sedurre e comandare. Veniamo alla Stampa, quotidiano di Torino, pensioni.
Renzi trova l'accordo, ma l'Europa frena sulla manovra. 6 miliardi in 3 anni, 14esima ai più poveri, braccio di ferro con Bruxelles. Anche qua le sindache grilline, il no alle quote rosa. E poi abbiamo un servizio, una foto e un servizio interno. Aleppo, ultimatum di Kerry ai russi. Passiamo ad altri titoli e ad altre notizie. Il Fatto Quotidiano, polemico, Boschi tax sui conti correnti. È solo l'inizio, le banche fanno pagare ai clienti gli errori del governo su Etruria e Company. I nuovi istituti ripuliti dall'intervento pubblico non si riescono a vendere, il sistema bancario rischia 1 miliardo, la Cassa Depositi e Prestiti 600 milioni, quindi si preannuncia un buco. Unicredit, Ubi e Banco Popolare alzano i costi al deposito per iniziare a tappare il buco a spese dei correntisti, con rincari fino a 25 euro all'anno. Passiamo al manifesto, gli facciamo tanti auguri perché oggi rinnova la grafica, la nostra guerra di indipendenza, questo è il titolo del manifesto. Una scommessa politica a sinistra è un investimento controcorrente perché miglioriamo il nostro vestito di carta, non sono più sogni. Con l'acquisto della testata a luglio e con voi, care lettrici e cari lettori, possiamo raccontare e interpretare il meglio del paese e il mondo per cambiarlo. Tanti auguri ai colleghi del manifesto. Libero, il ponte della sfiga. Il titolo è molto divertente. Chi l'ha proposto è sempre negato. Unire lo stretto di Messina, un'idea che spesso torna se un governo non sa come far partire l'economia e deve creare posti di lavoro, ma ogni volta finisce male, c'è da fare gli scongiuri, insomma. Pure la Serracchiani si è fatta una risata con l'idea di Renzi. Pensioni, 6 miliardi sul piatto per aumentare 14esime e lasciare prima il lavoro. Veniamo al Sole 24 Ore, che naturalmente apre con le pensioni, ma quello che volevo proporvi è questa notizia. Petrolio, intese OPEC sui tagli. Al vertice di Algeri l'Arabia accetta per la prima volta in 8 anni una riduzione produttiva. Balzo del 6% dei prezzi, da novembre 700.000 barili in meno in un giorno. Se ci saranno rincari sul pieno di benzina o di gasolio c'è da scommetterci. Veniamo al Gazzettino, che comunque ha un respiro nazionale. Pensioni, 6 miliardi in 3 anni, politica prima intesa tra governo e sindacati, via libera all'uscita anticipata. No tax area a 8.125 euro, 14esima per 1,2 milioni di persone in più, sono coloro che hanno un assegno tra i 750 e 1.000 euro. Faccio notare questa notizia. Aviano, una mamma denuncia mio figlio vittima del bullismo, lo vedremo più approfonditamente dopo, quando ci occuperemo degli interni. Ultima prima pagina è quella della Gazzetta dello Sport. Fanta-Napoli, 4 botti. Ieri sera il Napoli ha travolto il Benfica con un 4-2, erano 4-0, poi c'è stata una mini risalita del Benfica. Insomma, le italiane in Champions in 4-4-8 si stanno facendo strada. A questo punto io passerei la parola ad Alexis. Appunto le notizie regionali, partendo dal caso di tubercolosi polmonare diagnosticato a una pediatra che si occupava di vaccini, che ha innescato la massiccia operazione di controllo su 3.500 bambini, sta generando molta preoccupazione tra le famiglie che hanno avuto in cura i bimbi dalla pediatra malata. Sono già iniziati gli esami sui bimbi considerati prioritari. Le 6 linee del numero verde, aperto appositamente dalle autorità sanitarie locali, da ieri sono state prese letteralmente d'assalto. Da questa mattina saranno attivati altri 6 sportelli telefonici per fornire appuntamenti sempre chiamando lo stesso numero verde. E l'assessore regionale alla salute Telesca ha sottolineato che in occasione appunto del caso di tubercolosi la risposta del servizio sanitario del Friuli Venezia Giulia è stata pronta ed efficace. Assessore Telesca, una serie di dati che fanno ben guardare alla sanità del Friuli Venezia Giulia, trasmettono una percezione positiva ai cittadini di questa salute, bersagli centrati.
Beh sì, credo che proprio questa positività dei dati che ci aiutano a valutare e verificare il nostro sistema sia uno stimolo fortissimo non solo per chi governa la sanità, ma soprattutto importante per i professionisti che operano in questa regione. La scelta che abbiamo fatto di entrare in questo gruppo di regioni che utilizzano questo sistema di valutazione chiamato bersaglio, proprio perché dà visivamente l'immagine di come stanno andando le cose, ci fa essere positivi sul fatto che il lavoro che si fa in sanità in questa regione è sempre in continuo miglioramento. Abbiamo visto che anche rispetto ad altre regioni siamo in un'ottima posizione e non solo, credo che la positività complessiva del sistema sanitario nazionale che è stata illustrata dalla professoressa Nuti ci faccia capire che comunque al di là di quello che si dice quotidianamente il nostro è un sistema che funziona e questo è grazie ai professionisti. Credo che questo sistema di valutazione continua è proprio uno strumento che serve per capire dove dobbiamo migliorare. Abbiamo ancora margini di miglioramento su alcuni settori, lo vediamo, l'adesione alle vaccinazioni, l'adesione agli screening sono le parti che vogliamo ancora migliorare, però abbiamo alcuni indicatori che sono straordinariamente positivi su tutti i servizi della nostra regione, quindi diciamo che è importante anche sapere di non avere grosse differenze all'interno perché complessivamente il sistema funziona e di questo dobbiamo, ribadisco, dire grazie alle persone che operano e che hanno l'interesse a conoscere questi dati intanto per avere la soddisfazione di sapere che nel giro di 3 anni sono molto migliorati alcuni indicatori e soprattutto per sapere dove ancora devono migliorare. Credo che sia uno stimolo molto importante. Non è una pagella, ma è assolutamente uno strumento di lavoro che ci aiuta a capire cosa migliorare per i nostri cittadini. Vediamo la notizia ripresa dai vari quotidiani locali. Abbiamo scelto Il Piccolo, visto che è il quotidiano di quella parte della regione, il caso TBC, l'assalto delle mamme, code e telefonini in tilt, come dare torto alle mamme, naturalmente sono molto preoccupate per i bambini. A migliaia in cerca di informazioni dopo la scoperta della pediatra malata. Il numero verde è intasato e l'azienda attiva 6 linee aggiuntive. A Trieste, dopo la decisione dei vertici sanitari di controllare 3.500 bambini, si diffondono la rabbia e la paura. La cronaca, paura ieri mattina poco dopo le 11:30 in via Fratelli De Gasperi a Udine. Il motore di un doblò parcheggiato lungo la strada, una laterale di via Planis, ha preso fuoco. Dell'incendio che si è scatenato è rimasta coinvolta anche un'altra auto, una Renault Captur, che era posteggiata vicino al furgoncino. Sul posto i vigili del fuoco del comando di via Popone che hanno domato le fiamme evitando ulteriori danni. Incidente ieri poco dopo le 12:30 a Tavagnacco nel tratto della tangenziale di fronte alla sede della Ipobank. Una Opel ha eseguito un'azzardata inversione a U finendo travolta da una Ford che procedeva regolarmente in direzione nord. Il conducente della Opel ha avuto la peggio, è rimasto incastrato nelle lamiere dell'auto, rimediando diverse ferite. Non sarebbe comunque in pericolo di vita. Ancora un furto di materiale da giardino in provincia di Udine. All'Ediltecnica di Tarcento sono state rubate motoseghe per un valore di 7.000 euro. I ladri hanno sfondato il cancello e spaccato una porta d'ingresso per poi prendere il bottino e fuggire. La sirena dell'allarme ha allertato il proprietario di un negozio vicino che ha chiamato i carabinieri e il proprietario dell'azienda. In occasione della manifestazione nazionale Invito a Palazzo, sabato 1° ottobre a Udine apriranno al pubblico Palazzo Contarini, conosciuto come Palazzo d'Oro, sede della Fondazione Krupp in via Manin, e Palazzo del Monte, sede della Cassa di risparmio del Friuli Venezia Giulia in via del Monte. La manifestazione annuale è promossa ed organizzata dall'ABI, Associazione Bancaria Italiana. La Fondazione Krupp, aderendo all'iniziativa, consentirà ai cittadini di visitare la sede di via Manin non solo per ammirare l'architettura, ma anche le opere d'arte e gli archivi presenti. È previsto anche un accompagnamento musicale curato dagli studenti del Conservatorio Tomadini di Udine. Le visite guidate sono in programma dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Gli intermezzi musicali sono programmati alle 12 e alle 17. È fissato per venerdì 7 ottobre il primo incontro nell'ambito della procedura di licenziamento collettivo per i lavori di Hypo Alpe Adria Bank. Abbiamo ribadito all'azienda, hanno detto i sindacati, la richiesta di estendere fin dalla prima fase della procedura il tavolo di trattativa al Ministero dello Sviluppo Economico e alla Regione. La normativa sui licenziamenti collettivi prevede che i rappresentanti dei lavoratori possono farsi assistere da esperti e MISE e Regione sono autorevoli ed esperte, istituzioni che garantiscono adeguati
adeguate tutele ai lavoratori. Una notizia che immagino sia ripresa anche dai quotidiani locali. Sì, viene ripresa dal Messaggero Veneto. Il 7 ottobre, primo incontro per i 110 licenziamenti IPO. I sindacati vogliono la giunta al tavolo, quindi tra pochi giorni si comincerà a vedere la sorte di queste persone. Chiudiamo questa prima parte di news per andare un attimo in pubblicità, qualche minuto, poi rientreremo con la rassegna stampa locale, il meteo, poi ci sarà il momento dell'ospite, quindi dell'ospite tra poco. Sabato, il grande sport, vivilo con noi. Lunedì, bianco-nero, in prima serata. Il grande calcio su Telefriuli. Farbe, dal 1965, colori di ogni colore. La Cabert si trova a Bertiolo, grazie alla passione per il proprio lavoro, alla valorizzazione del suo territorio, supportata dalla professionalità di esperti del settore e da un'avanzata tecnologia, produce vini di qualità dal 1960. Nei nostri punti vendita di Udine e Bertiolo trovate vini in bottiglia e in pratici contenitori bag-in-box. Eccoci qua, bentornati. Partiamo subito col Messaggero Veneto, parliamo di giornali, di quotidiani locali, vediamo quali sono i titoli principali di oggi. Cala la scure sull'albergo diffuso, giro di vite della regione, regole più rigide e stretta sugli acquisti. Parliamo del caso dell'albergo diffuso che non ha dato buona prova di sé in questi mesi. Un'altra notizia, il Comune ha deciso, niente panchine in Viale Leopardi, vedremo poi quali sono le iniziative del Comune per migliorare Borgo Stazione. Primi profughi respinti in Austria, i controlli al confine bloccati a Tarvisio, crolla il numero degli ingressi in treno. Il Piccolo, come potete immaginare, aperto con la paura per la TBC, mamme all'assalto, pediatra malata a Trieste, code nei distretti sanitari e telefoni in tilt. Un'altra notizia riguarda l'Isontino, scuole nel caos, mancano ancora 70 docenti, ne vedremo tra poco di cosa si tratta. Quindi andiamo alle pagine interne, direi di partire con Viale Leopardi a Udine. Il Comune ha deciso, addio alle panchine, arriva la pista ciclabile. L'intervento da 20.000 euro, quindi una somma tutto sommato contenuta, sarà effettuato entro dicembre. Verranno eliminati le siepi ai lati e i marciapiedi dei negozi. La decisione è stata presa al termine di un incontro con il comitato dei commercianti. I lavori partiranno a breve. In sostanza l'assessore Enrico Pizza ha fatto sapere che verranno tagliate le siepi sui lati dei negozi e verranno al posto dei marciapiedi dove ci sono delle panchine che sono finite al centro delle proteste dei commercianti e degli abitanti della zona, verranno realizzate delle piste ciclabili che collegheranno quelle già esistenti e che arrivano poco più avanti fino davanti alla caserma della Guardia di Finanza. Vediamo invece cosa... Ecco qua, è finita la pacchia per l'albergo diffuso, abbiamo visto che è l'apertura di prima pagina
del Messaggero. La Regione cambia regolamento per i contributi alla società di gestione, vietato l'acquisto di TV e PC e il pagamento dei lavoratori con i voucher. Incentivi per chi è più disponibile nei confronti della clientela, e d'ora in poi i proprietari hanno l'obbligo di promuovere l'intera struttura. Uno dei problemi che si era manifestato per l'albergo diffuso è che c'era una promozione in ordine sparso, quindi ognuno pensava a promuovere la propria struttura e non l'intero complesso dell'albergo diffuso. Possiamo andare avanti, passiamo a Pordenone, dicevamo prima al pordenonese, Aviano, bullismo a scuola contro mio figlio, sberle, calci, un tentativo di soffocamento, oltre a insulti e lancio di materiale. La denuncia di una madre sul blog cittadino, oggi il chiarimento con la nuova dirigente. Ricordiamo che il bullismo può provocare delle ferite nell'animo dei ragazzi che difficilmente si riescono a rimarginare, quindi bisogna stare molto attenti sia se i figli sono vittime di bullismo, anche se sono autori di bullismo. I genitori dovrebbero intervenire con molta più forza. Rimaniamo pure nella destra tagliamento, stazioni, rivoluzione da 10 milioni, ferrovie, piano di interventi previsto da FS entro il 2018, i marciapiedi delle banchine saranno rialzati. A Udine, Sacile e Casarsa saranno realizzati nuovi ascensori a servizio dei binari, quindi per le persone portatrici di handicap raggiungere il treno sarà molto più semplice e molto più agevole. Passiamo dall'altra parte della regione, andiamo a Gorizia. Caos scuole, senza 70 docenti e 30 bidelli. I sindacati, l'attività prosegue solo grazie alla buona volontà del personale che maschera tutte le carenze. La questione della difficile partenza degli istituti scolastici non riguarda solo Gorizia, si sono verificati problemi anche negli altri capoluoghi regionali. Il problema appunto che nonostante ci sia stato il concorsone per la messa a ruolo di tante persone, non si sono riusciti a a coprire tutte le caselle per quanto riguarda gli insegnanti. Ultima notizia, una notizia di politica dal Messaggero Veneto. Fontanini attacca la Regione, bussa alla Corte dei Conti. Ci tolgono competenze, ma Roma ha stabilito che si arrivi a fine mandato. Il nodo della questione è l'edilizia scolastica, si sta creando un danno erariale. Una nuova battaglia tra la scomparente provincia di Udine e la Regione Friuli Venezia Giulia. Non è la prima querelle tra questi due enti. Ricordiamo c'è stata la questione anche di Malga Porzus, per esempio, che è stata presa dalla Regione, mentre la provincia di Udine, Palazzo Belgrado, avrebbe voluto gestirla ancora per un certo periodo. A questo punto direi di passare la parola al meteo, vediamo che tempo farà nei prossimi giorni. Buongiorno e ben ritrovati con l'aggiornamento della situazione meteorologica. Siamo ancora in una fase di tempo stabile, si vede qualche addensamento crescere a ridosso dei rilievi alpini, ma per ora insomma il tempo è ancora buono. Cambierà, ne parlavamo anche ieri, qualche cosa, perché arriverà dell'area più umida. Le temperature minime intanto di questa notte hanno oscillato tra gli 11 e i 14 gradi in pianura e naturalmente qualcosa in più lungo la costa. Lo zero termico piuttosto alto, ecco la situazione che ci mostra il campo di alta pressione ancora vivo, diciamo, però tenderà lentamente ad attenuarsi e soprattutto arriveranno delle correnti più umide sud-occidentali, prima negli strati bassi e poi con l'avvicinamento di un fronte si faranno sentire un po' di più tra il venerdì e la domenica. Allora direi di vedere intanto la giornata di oggi che proseguirà con un cielo poco nuvoloso
tra la pianura e la costa, una tendenza forse a qualche addensamento in più nelle zone interne. Sulle prealpi appunto cielo irregolarmente nuvoloso ma anche a tratti nuvoloso, non ci saranno precipitazioni, i venti sono deboli variabili, altra giornata calda anche oggi con 25 gradi previsti in pianura. Lo zero sale a 4.500 metri, vediamo la carta successiva, ecco la possibilità di precipitazioni sulle Alpi, sulle prealpi venerdì, deboli e a carattere sparso, bisogna dirlo, non si tratterà di una giornata particolarmente piovosa, qualche goccia potrebbe scapparci anche sull'alta pianura, dove il tempo sarà più variabile, ci sarà nuvolosità meno compatta, via via che soprattutto scendendo verso i settori meridionali. I venti sono da sud tendenzialmente fino a moderati, possibili lungo la costa, e le temperature, vedete, calano ma ben di poco. Andiamo a vedere allora gli scenari di lungo termine, gli spaghetti. Una situazione che è abbastanza definita fino a questa barra rossa, abbastanza definita nel senso che c'è la stabilità di questi ultimi giorni, poi il passaggio del fronte che, come vedete, questi sono riferiti a Udine, potrebbe portare poca pioggia, sì, anche in pianura, comunque qualcosina arriverà, in particolare domenica e soprattutto nella notte su lunedì, qualche fenomeno anche temporalesco. Per il resto poi la situazione si rigambuglia un po' perché vedete tutti questi scenari, temperature, ma anche il grafico delle precipitazioni tendono ad essere più divergenti, quindi c'è ben poca affidabilità in quella proiezione e dovremo aggiornarci come sempre a partire dai prossimi aggiornamenti qui su Telefriuli. A più tardi, arrivederci. Efficienza, qualità, rispetto, onestà, riservatezza, trasparenza, cooperazione, benessere. Non sono soltanto parole, sono risultati, certificati. Siamo persone, siamo al vostro servizio. Siamo Euro e Promos. Tosmania di Coseano, il luogo giusto dove sentirti a casa, bere una buona birra artigianale e mangiare cibo semplice e gustoso del nostro territorio, preparato con passione sullo spiedo o dalla nostra cucina. Anche a pranzo con i menù fissi. Ci trovate in via dell'Industria 30 a Coseano. Chiuso il lunedì. Con l'Internet delle cose, innovi la tua impresa e migliori risultati. Eurotech. Innova la tua impresa. A volte ci vorrebbe un aiuto, una persona fidata, competente, ma come trovarla? Gallas Group è la risposta. Agenzia leader nella ricerca di badanti, assistenti familiari, colf, babysitter. Selezione del personale migliore con reperibilità 7 su 7. Ci trovi a Udine in via Cividale 322, a Cervignano e Trieste. Gallas Group, i numeri 1 dell'assistenza domiciliare. Di nuovo assieme ad ore 7 è il momento degli ospiti, non dell'ospite, perché ultimamente ad ore 7 abbiamo la possibilità di ospitare anche più di un ospite e in questo momento avremo la possibilità di parlare di un territorio davvero molto ricco, che è quello delle valli del Natisone, ma parleremo anche di agricoltura. Perché? Partiamo da questa foto. Subito chiedo alla regia di proporre questa magnifica foto che ci hanno inviato direttamente da Pulfero. Questo è un monumento naturale delle valli del Natisone, il Castagno di Pegliano, che è un'estrema frazione del comune di Pulfero. E qui abbiamo in studio il vice sindaco di Pulfero, Mirko Claura. Buongiorno e ben trovato. Buongiorno, grazie. E Mauro Pieric,
Pierig, il suo cognome non riuscirò, forse alla fine della trasmissione riuscirò a dirlo in maniera esatta, il presidente dell'Associazione Socio-Assistenziale Tarcetta, ma è anche presidente per Coldiretti, appunto per le valli del Natisone. Tutto questo perché ci sarà la festa del castagno nel weekend, ma non solo, anche un convegno perché è importante rilanciare la produzione dei castagni e soprattutto valorizzare questo monumento, questa ricchezza delle valli. Vice Sindaco. Sì, sicuramente il castagno monumentale di Pegliano, come ha detto giustamente, è un monumento delle valli del Natisone, è un albero che ha più di 300 anni di età ed un'altezza di oltre i 25 metri. Noi abbiamo colto un'idea dell'associazione Tarcetta che ha voluto, diciamo, valorizzare questo monumento, ma non solo. Con l'occasione di celebrare questo albero si vuole richiamare l'attenzione della gente, dei cittadini, su un'attività molto importante che è stata nel passato soprattutto per le valli del Natisone, ovvero la raccolta e la produzione delle castagne. E questa idea della festa del castagno l'amministrazione l'ha colta, l'ha voluta sostenere sin dal principio perché è ritenuta importante, ma soprattutto perché a nostro avviso potrà avere anche degli sviluppi futuri non di poco conto. E in questo modo siamo riusciti anche a reperire delle risorse importanti da parte della Regione e della Provincia affinché questa festa potesse essere organizzata nel migliore dei modi. È la prima edizione, sicuramente ci sarà qualche difficoltà iniziale, ma contiamo che insomma andrà tutto bene, poi potrà essere ripresentata anche nel corso dei prossimi anni. La festa del castagno, una notizia questa ripresa anche dal Messaggero, Hubert. Sì, il Messaggero dedica un'intera pagina al castagno. Nelle valli la magia del castagno più vecchio d'Italia, mi pare che in Europa si contino sulle dita di due mani i castagni di questa età. Pulfero, un convegno nel weekend, un progetto, si vuole valorizzare l'imponente pianta del 1600. Questo tu volevi fare una domanda? Io farò una domanda economica più che culturale o naturalistica. Quanto pesa il castagno e quanto potrebbe pesare in realtà il castagno nell'economia delle valli del Natisone? Beh, il castagno oggi pesa poco, a dire il vero, perché? Perché per 5 anni non c'è stata produzione di castagne in quanto la nostra zona, come tutto il resto d'Italia, era invasa da un insetto che aveva praticamente decimato la vita dei castagni, non uccidendoli. Da quello che mi raccontava prima, le larve mangiano la linfa alla base delle gemme e quindi atrofizzavano i rami. Atrofizzavano i germogli e quindi sì. cadeva, non c'era più neanche la fioritura, perché il castagno nel momento in cui partiva la vegetazione veniva letteralmente soffocato da questi insetti, perché appunto formavano una galla alla base del germoglio che faceva seccare il germoglio e cadere il tutto. Quindi foglie, ma niente fiori e niente frutti. Niente frutti, niente miele di castagno, che non è una cosa di secondo ordine, certo. E quindi anche da questo punto di vista un danno economico non di poco conto. Comunque adesso questo insetto è stato sconfitto. È stato sconfitto in forma naturale, con degli insetti competitori, perché questo insetto è arrivato dall'Asia e con delle varietà euroasiatiche che hanno una precocità produttiva più rapida di quelle che sono le nostre varietà. Nelle valli ci sono una decina di varietà di castagne, pochi lo sanno, ma ce ne sono una decina di varietà. E questo insetto competitore, che è stato lanciato un po' su tutto l'arco alpino, ma fino alla Puglia, fino alla Calabria, alla Campania, ma anche nella Slovenia vicina, è riuscito in qualche modo a limitare i danni. L'anno scorso ci sono stati i primi segnali di ripresa della produzione di castagne e quest'anno le piante sono bene ricche di ricci, e direi che però il castagno ha un grosso problema, che il castagno è una pianta da prato, non è una pianta da bosco. E quello che sta succedendo alle nostre piante è che, essendo ormai invase dal bosco,
soffocate dal bosco, si stanno sviluppando solo nella parte alta, lasciando morire tutti i rami alla base, all'interno. Quindi la produzione naturalmente si limita alla parte verticistica della pianta. Gli sviluppi bisognerebbe fare una serie di interventi sulle piante, perché logicamente il bosco non può permettere alla pianta di sviluppare tutta la sua potenzialità. Da questo punto di vista, sullo sviluppo noi parliamo delle piante, di quello che sto dicendo, stiamo parlando delle piante presenti attualmente, le piante vecchie. Non è l'unica pianta secolare, perché ci sono diversi castagni secolari. È vero che questo è il più vecchio. Questo è il più vecchio. C'è una teoria che dice che il castagno è stato importato nelle valli del Natisone a seguito di un periodo di carestia nel 1600. Qualcuno dice che il castagno era precedente, ma c'è una corrente di pensiero che dice che è arrivato il castagno intorno al 1600 e forse questo è uno dei primi castagni da frutto importato e piantato nelle valli. Sì, piantato come? Il castagno, come dice il nostro convalligiano che ci ha fatto un po' di scuola su questo, era un componente della famiglia, nel senso che sotto il castagno venivano depositati gli attrezzi da lavoro, quando si andava a sfalciare, veniva fatta l'altalena per i bambini, veniva fatto il pranzo, la merenda e quello che era, perché era proprio la casa nel prato, quindi era il punto di riferimento e quindi non veniva messo in un posto a caso, ma veniva messo in un posto accogliente. E quindi questa accoglienza, il castagno ha bisogno di questa accoglienza per continuare a essere vivo. Quindi può essere, domando perché sono ignorante in materia, può essere piantato anche in città al posto dei pini che magari hanno sviluppi verticali e che dopo devono essere tagliati? Sì, potrebbe essere piantato, un'alternativa. Certo, però il suo ambiente ideale è tra i 250 metri di altitudine e i 600 metri. Quindi in collina, per esempio? Collina, sì, collina. Il convegno come sarà strutturato, Vice Sindaco? Il convegno è strutturato in due parti. La prima parte in cui si parlerà sia del castagno che degli alberi monumentali, con un intervento anche della Regione, del servizio dell'area del Corpo Forestale e del servizio Paesaggio e Biodiversità, dove i funzionari della Regione spiegheranno come vengono tutelati questi alberi in base a una legge regionale. E in una seconda parte invece si entrerà proprio tecnicamente nell'aspetto della castanicoltura e avremo interventi di relatori sia dell'ERSA che di Coldiretti, del Friuli Venezia Giulia, che della Fondazione Edmund Mack del Trentino Alto Adige, e quindi avremo anche dei racconti di esperienze di eccellenza, diciamo, della castanicoltura di altre regioni d'Italia. Abbiamo visto nelle foto anche delle immagini del vostro territorio che è davvero molto, molto bello, e nella vostra pagina Facebook siete anche attivi via social. Vedo delle immagini, il comune di Pulfero, l'opera sul territorio comunale richiedenti asilo, nelle foto manutenzione della staccionata lungo il sentiero per la grotta d'Antro. Insomma, siete attivi sul territorio e quindi parliamo anche un po' della vostra situazione, come state vivendo. Allora, nello specifico, questo è uno dei sentieri che porta uno dei gioielli non solo del comune, ma penso delle valli, ma anche di tutta la regione, che è la grotta di San Giovanni d'Antro, nota già anche all'estero, e che ogni anno vede diverse migliaia di turisti a visitarla. Il nostro territorio è un territorio molto vasto, sono 48 km quadrati e si sviluppa su 4 versanti montani con una cinquantina di frazioni, quindi non è un territorio facile da presidiare, da mantenere. Certo che una volta vi erano più di 4.000 abitanti, adesso ce ne sono meno di 1.000, quindi anche l'abbandono che c'è stato nel corso dei decenni sicuramente ha reso molto più difficile il vivere e mantenere questo territorio. Però diciamo che chi è rimasto ci mette il cuore e anche di più per vivere e far vivere bene in questa zona. E qui in questa foto sono all'opera appunto dei richiedenti asilo che sono ospitati presso una struttura alberghiera nel comune di Pulfero, e da poco siamo riusciti ad avviare questo progetto che li coinvolge attivamente
in attività di manutenzione, quindi utili per la collettività. Io poi volevo affrontare un altro tema con Mauro e vediamo appunto questo servizio, perché si ritorna all'orto domestico. Vediamolo nel servizio. Cresce la voglia di orto fai da te. I consorzi agrari della Regione registrano nel 2016 un incremento di richiesta di sementi e piantine da orto del 10-20% rispetto allo scorso anno. Un modo per risparmiare, il piacere di coltivare prodotti da soli, prestando attenzione alla stagionalità e di poter disporre di cose fresche a chilometro zero, sono buoni motivi per indurre in modo particolare i giovani a mettersi alla prova e a riscoprire i sapori d'un tempo, spiega Elsa Bigai, direttore dei consorzi agrari del Friuli Venezia Giulia e di Treviso Belluno. In genere le richieste maggiori riguardano le piantine di pomodoro, zucchine e peperone, perché possono essere coltivate anche in piccoli spazi, continua Bigai, piacevolmente colpita dal fatto che molti giovani richiedano guide per gestire al meglio le produzioni. Tant'è che il Consorzio organizza periodicamente dei corsi per la coltivazione in orti e balconi e di potatura delle piante da frutto. Nei primi 6 mesi dell'anno vi hanno partecipato circa 500 persone. C'è anche il boom di coltivazione sui balconi di piante aromatiche. Per dare risposte adeguate sul loro utilizzo, visto il significativo incremento di richieste, il Consorzio Agrario ha predisposto dei piccoli manuali. Ci sono tutti i presupposti, conclude Bigai, per un ulteriore sviluppo del settore anche per la prossima annata. Mauro, i giovani ritornano all'agricoltura? C'è questa voglia? Sì, c'è questa voglia, anche perché i giovani oggi devono cercare delle idee per mettersi in gioco e l'agricoltura può essere un'opportunità, anzi è sicuramente un'opportunità. Io direi che avrebbero forse bisogno di essere guidati e stimolati un attimino, perché quelli che vengono da famiglie già con una cultura, una tradizione storica hanno un certo tipo di vantaggio, ma quelli che non ce l'hanno probabilmente, se fossero accompagnati e guidati, vedrebbero valorizzare i loro stimoli e quindi la possibilità di creare qualcosa di concreto. Anche da noi ci sono delle iniziative di alcuni giovani, ad esempio sull'apicoltura. Forse non bisognerebbe abbandonarli a se stessi, ma bisognerebbe che qualcuno li prendesse per mano e li conducesse. Li guidasse? Sì. Bene, così abbiamo anche toccato questo argomento. Hubert, volevi... Volevo fare ancora una domanda golosa, nel senso, volevo capire, domenica farete la castagna, farete la passeggiata col venerando, fino al venerando all'albero di cui si parlava prima, ci sarà la castagnata. Che altri prodotti a base di castagne si potranno assaggiare domenica a Pulfero? Guardi, domenica ci sarà la possibilità di assaggiare dei dolci fatti da un'azienda produttrice di gubane locale, che appunto fa anche dei dolci con la castagna, e poi naturalmente nelle valli non c'è solo il castagno. Certo. Le valli hanno sì il castagno, ma insieme al castagno hanno una storia secolare anche di melicoltura, che ormai oggi è ridotta all'osso. Nel senso che un secolo fa i cittadini delle valli pagavano dazio allo Stato su 50.000 quintali di mele all'anno, tenendo conto che la popolazione delle valli era 5, 6, 7 volte quella di oggi, probabilmente il consumo locale, la trasformazione, l'alimentazione animale e quello che veniva venduto, penso che non eravamo lontani dai 100.000 quintali di mele prodotti nelle valli. Oggi se ne producono 5.000. Quindi potremo assaggiare anche cosa a base Potrete assaggiare dolce, a base anche di mela? qualcosa a base di questo, sì. Bene, in bocca al lupo, eravate attenti prima al meteo, evidentemente fate tutti gli scongiuri perché sia una bella giornata, Vice Sindaco sarà così? Sarà così perché l'80% della buona riuscita dipenderà anche dal tempo. Posso dire ancora una cosa? Venerdì mattina i bambini di Pulfero, della scuola materna, io la chiamo materna, certo, ma si chiama dell'infanzia, avranno l'esclusiva di passare sotto questo castagno a fare la merenda
col castagno. Un po' come un ritornare Quindi indietro nel il tempo. futuro e il passato. Bello, bello, una bella iniziativa. Grazie al vice sindaco di Pulfero, Mirko Clavora, e al presidente dell'associazione Tarcetta, Mauro Pierig. Giusto? Bene, benissimo. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Salutatemi le varie Natisone, ogni tanto passo anche da voi. Grazie e in bocca al lupo per questo weekend che vi vede protagonisti. Andiamo un attimo in pubblicità e poi ritorneremo in diretta ad ore 7. Fruit Economy vi aspetta ogni mercoledì dalle 20 alle 20:45 per l'appuntamento settimanale con l'economia in Friuli Venezia Giulia. Non mancate! Dal 30 settembre al 2 ottobre, Cibo in Piazza, 22esima festa d'autunno a Feletto. Chioschi, musica, intrattenimento e quest'anno grande novità. Venerdì 30 cena paesana con tavolini, cestini da picnic e grande pasta alla matriciana. Vi aspettiamo nel centro di Feletto. Farmacia Tilappi, team di professioniste specializzate nel benessere della persona. Vasta e selezionata gamma di alimenti senza glutine per intolleranze ed aproteici. Informazioni e consigli qualificati per la tua salute. Qui il tuo benessere è a portata di mano. Non fartelo sfuggire. Vieni a trovarci a Bertiolo in via Mirco 14. Eccoci qua di nuovo assieme in diretta ad ore 7, tra poco avremo la possibilità di vedere un servizio dedicato a 2 studenti del Malignani, notizia che è stata ripresa anche dal Messaggero Veneto, 2 friulani tra i migliori giovani scienziati europei, Sofia Onorato e Daniel Kopil, penso si pronunci così, non sono sicuro, si sono distinti all'EUCIS, European Union Contest. Al Malignani le sperimentazioni partono da idee e curiosità degli studenti. Il Malignani quindi si conferma come una vera fucina di idee e di studenti brillanti e geniali. Vediamolo nel dettaglio nel servizio di Silvia De Michelis. Sono friulani 2 dei migliori giovani scienziati d'Europa, Sofia Onorato e Daniel Kopil dell'ISIS Malignani di Udine. Infatti sono stati premiati a Bruxelles nell'ambito dello European Union Contest for Young Scientists, il concorso istituito dalla Commissione europea per incoraggiare la cooperazione tra giovani scienziati e sostenere gli sforzi nazionali per attirare i ragazzi allo studio delle materie scientifiche. Antimicrobici naturali estratti dalle piante medicinali, questo è il titolo del progetto sviluppato dai 2 studenti, rispettivamente di 19 e 18 anni, chiamati a rappresentare l'Italia al prestigioso concorso. La scoperta, messa a punto nei laboratori del Malignani con la supervisione della professoressa Eliana Ginevra e brevettata con il nome di Air Sanitize, potrebbe avere applicazioni in campo farmacologico, alimentare e medico, mentre in quello ambientale sarebbe possibile sfruttare principi attivi naturali non tossici per sanificare l'aria di ambienti come piscine, terme e ospedali. Un premio che conferma anche la bontà della formazione del Malignani, dove il valore aggiunto è la sintesi tra preparazione tecnico-scientifica e formazione umana che offre ai giovani. Bene, in apertura di trasmissione abbiamo visto che le prime pagine dei giornali sono dedicate quasi esclusivamente in maggioranza al pacchetto pensioni. Io vorrei con voi vedere quali sono nel dettaglio i punti di questo pacchetto. Si parte con l'APE, è la possibilità volontaria di lasciare il lavoro a 63 anni, 3 anni e 7 mesi prima della pensione di vecchiaia della legge Fornero, grazie a un anticipo pensionistico che il lavoratore stipulerà con l'INPS. Se ne è parlato molto in questi giorni, se è conveniente o meno fare questo prestito che dopo deve essere restituito in 20 anni con una trattenuta sulle pensioni. Però diverse persone, quelle meno fortunate, potranno avere l'APE agevolata o social, nel senso che a sostenere gli oneri, quindi a pagare il prestito sarà lo Stato. Resta da capire
chi potrà accedere a questa agevolazione. Un altro punto del pacchetto sono i lavoratori precoci, si mira a rendere possibile il pensionamento anticipato per chi ha iniziato a lavorare molto giovane, cioè per tutti quelli con 12 mesi di contributi legati al lavoro effettivo, anche non continuativo, prima del compimento del 19° anno di età. Questo era uno dei nodi della legge Fornero. Un'altra questione è quella dei lavori usuranti. Ai lavoratori coinvolti si consente l'anticipo del pensionamento di 12 o 18 mesi eliminando la finestra le finestre di uscita previste dalla Fornero. L'accesso alla pensione anticipata potrà avvenire se si è svolta un'attività usurante per almeno 7 anni negli ultimi 10. Un'altra questione è quella della 14ª mensilità che verrà concessa anche per i pensionati con reddito fino a 2 volte il minimo. Fino ad ora era stato concesso solo fino a 1,5 volte il minimo della pensione, quindi chi ha una pensione fino a 1.000 euro potrà avere la 14ª mensilità. Infine viene alzata la soglia della no tax area fino a 8.125 euro. Cosa importante, viene prevista la ricongiunzione gratuita, quindi se una persona ha versato a più istituti pensionistici i contributi, questi da quello che si capisce potranno essere riuniti senza un onere, e questa è una cosa molto importante anche perché possono essere recuperati anche gli anni di studio di laurea, quindi dell'università. Bene. Questo era importante da approfondire. Invece andiamo alla nostra pagina Facebook, perché effettivamente il nostro inizio è stato apprezzato con la canzone 29 settembre degli Equipe 84. Gianluca Levrati ci scrive: bell'inizio, messaggio delle 7:02, quindi lui è puntualissimo, alle 7 ci segue. Ennio Rizzi, buongiorno a voi di Telefriuli. Alexis, oggi è il mio compleanno, mi fai gli auguri in diretta, e naturalmente sì, tanti auguri ad Ennio Rizzi che ci segue sempre da Gemona in diretta, tanti auguri. Andiamo invece alla pagina sportiva, e andiamo in particolare nel sito di udineseblog.it con un'intervista che noi ieri sera abbiamo mandato in onda nel corso del nostro telegiornale all'ex direttore sportivo bianconero Dalcini, intervistato dalla collega di Udinese Blog Monica Tosolini. Franco Dalcin al Bruseschi, una presenza che davvero non ti aspetti. Lui affronta vari temi, ma il titolo dice: Dalcin, la Red Bull sarebbe un gran colpo per il Friuli, ma finché ci sarà il Paron i Pozzo non molleranno. Questa è un'intervista che noi vi proporremo integralmente lunedì sera nel corso di Bianconero a partire dalle 21, ma appunto dice: rimanendo in tema società, cosa pensa delle voci sulla Red Bull e il possibile cambio di proprietà? Non ci credo, perché Giampaolo Pozzo è radicato in questa realtà friulana, per il fatto che lo chiamino il Paron è indice di grande piacere. Molto più facile con Gino Pozzo, perché lui è già proiettato a Londra, al Watford, una piazza importante, perché in Inghilterra le cose sono alla grande, 3 volte gli incassi dell'Italia, c'è futuro, ha già trasferito la famiglia. Penso che si senta molto meno friulano di Giampaolo Pozzo, e come vi dicevo appunto questa intervista verrà proposta nel corso di Bianconero lunedì a partire dalle 21. Poi naturalmente affronteremo altre tematiche con Hubert, magari anche dal TGcom 24, se ci sono news dal web, tu ci aggiorni, sì? Sì, ci sono. Diamo subito un'ultima ora. Rapina banca per fare il regalo di nozze alla figlia, un arresto a Torino, il bottino per la rapina in banca, 150.000 euro in contanti, era il regalo di nozze per la figlia. Il padre della sposa però non ha partecipato al matrimonio perché è stato arrestato dai carabinieri, quindi il regalo doveva essere ricco, in realtà poi la festa è stata rovinata per questo arresto. Quindi io ancora sport con Antonio Di Natale, storica bianconera, bandiera bianconera dell'Udinese, intervenuto ai microfoni di Radio Incontro Olimpia per parlare appunto della sfida di sabato. Appunto l'Udinese giocherà al Friuli contro la Lazio. L'ex capitano dice: ho smesso perché sentivo di non farcela più, poi a Udine si fanno un sacco di ritiri, per ora sto bene così, mi godo la famiglia e i miei figli, poi vedremo. Mi piacerebbe senza dubbio tornare nel mondo del calcio, passando magari alle
dalle giovanili. La sfida di domenica, che partita mi aspetto, il Friuli un campo difficile, l'Udinese ha tanti giovani, con la Lazio non puoi davvero sbagliare nulla, speriamo che sia una bella partita e che vinca il migliore. Altre notizie dal web? Una notizia in realtà è uscita fuori ieri sera, poco dopo la mezzanotte, riguarda gli Stati Uniti, riguarda le sparatorie dei teenager a scuola. Purtroppo sappiamo da Columbine in poi non sono mai state rare. Usa sparatorie in scuola, teenager poco prima aveva ucciso il padre, 47enne a casa prima di andare nella vicina scuola elementare e aprire il fuoco. Il teenager, un 14enne, arrestato per la sparatoria nella quale sono rimasti feriti 2 alunni e un insegnante. Per fortuna almeno non ci sono stati morti nella scuola a Townville in South Carolina. Lo rendono noto le autorità, ancora ignoto il movente e poco chiara la dinamica dei fatti. Certo, il fatto che in America girino così tante armi non aiuta la diminuzione di questi episodi. Noi ad ora facciamo una piccola pausa per la pubblicità, ma ritorneremo in diretta tra poco ad ore 7. Vi ricordo che vi daremo tutti gli appuntamenti di questa giornata nell'agenda curata da Andrea Ioime, ma vi ricordo ancora e chiedo alla regia di mandare in onda la nostra pagina di ore 7, pagina Facebook, dove poi noi al termine delle varie dirette inseriamo le nostre interviste, quindi per chi se la fosse persa c'è la possibilità di rivedersela nella pagina Facebook, commentare o magari anche darci i vostri suggerimenti per naturalmente migliorare sempre la trasmissione in diretta, sempre dalle 7 del mattino. Tra poco ritorniamo in diretta. La nostra regione ha 1000 storie da raccontare, per farlo vogliamo avere più occhi sul territorio. Se sei un giovane curioso e ti piacciono le sfide, il gruppo Media Friuli ti dà l'opportunità di metterti alla prova. Contattaci e mandaci i tuoi video anche fatti con un semplice telefonino all'indirizzo 100reporter@ilfriuli.it. Potrai vederli pubblicati sulle nostre testate. Ti aspettiamo. La ditta Punto Sicurezza di Zaccarin Diego opera nel San Vitese dal 2005, specializzata nel campo dell'antennistica. Sistemi d'allarme anti-intrusione, videosorveglianza e automazione cancelli. Ritrovati a lunedì in gol. Il lunedì con i gol, capace in atto fai campo suoce. Il lunedì con i gol, non stare calmo, tutt'altro grida. Di nuovo assieme ad ore 7 è una notizia di mercato e quindi parliamo ancora di Udinese e di sport. Andiamo nel sito Udinese Blog, una notizia che è arrivata praticamente adesso, da poco, che Basele, tentato dalla soluzione udinese, non è soddisfatto del suo impegno al Watford. Il centrale difensivo ha il mal di pancia e vorrebbe chiedere ai Pozzo di mandarlo a gennaio all'Udinese, quindi questo potrebbe essere un nuovo arrivo in casa udinese in programma per gennaio. Ora andiamo a Udine e in particolare perché sale l'attesa dello street food e quindi Giardin Grande. In piazza Primo Maggio scalda i motori la terza edizione dello Street Food Truck Festival, l'originale festival dedicato al cibo di qualità su ruote.
Il nuovo appuntamento friulano del tour è in programma da venerdì 7 a domenica 9 ottobre. I furgoncini del gusto apriranno i battenti venerdì alle 16, mentre sabato e domenica le cucine saranno aperte dalle 11 all'1 di notte. Dopo il grande successo primaverile, i friulani potranno nuovamente gustare le tante specialità che rappresenteranno il bel paese da nord a sud, selezionate secondo i rigidi parametri di Street European Food Truck Festival, che saranno preparate nelle attrezzatissime cucine dei furgoncini, allestiti come veri e propri ristoranti itineranti. Dal dolce al salato ce ne sarà per tutti i gusti, con particolare attenzione anche a chi soffre di intolleranze alimentari. Il tutto accompagnato da birre artigianali proposte dai migliori birrai d'Italia, dalle centrifughe di frutta e verdura in collaborazione con Ceado, da una selezione di vini naturali e dall'accompagnamento musicale studiato appositamente dalla storica Berley Arts Promotion. E da Udine ci spostiamo a Trieste perché sarà Alvaro Soler il primo nome della Barcolana 2016. Partenza con la grande musica internazionale per la Barcolana 2016, la regata velica internazionale più affollata al mondo. In seguito alla prestigiosa nomination ai Latin American Music Awards, che si terranno proprio il prossimo 7 ottobre, l'attesissimo concerto di Alvaro Soler a Trieste in Piazza Unità d'Italia è stato anticipato a sabato 1 ottobre con inizio alle 21 e ingresso gratuito. Con il brano El Mismo Sol, diventato un vero e proprio tormentone internazionale, si è fatto conoscere in tutto il mondo, mentre quest'anno si è riconfermato dapprima con il singolo Sofia, certificato doppio platino e oltre 170 milioni di visualizzazioni su YouTube, e poi con Eterno Agosto, il suo primo album uscito il 23 giugno dell'anno scorso e consacrato dai media e dal pubblico come disco dell'estate. Reduce da un anno di successi, Alvaro è stato scelto per formare la nuova giuria per la 10ª edizione del Talent X Factor, e questo mese è uscito anche il suo nuovo singolo Libre con Emma Marrone, che si appresta a diventare una nuova hit in radio e sulla rete. Sarà Alvaro Soler, dunque, il primo grande nome della Barcolana 2016, un imperdibile appuntamento sportivo diventato nel corso degli anni un evento a tutto tondo, nonché la più importante festa di Trieste e allo stesso tempo uno dei principali eventi per richiamo turistico del nord-est Italia, offrendo 10 giorni di appuntamenti a terra e in mare in grado di ergere Trieste a capitale europea della vela. Portando con sé la sua vibrante gioia spagnola, Alvaro darà vita a una imperdibile serata di festa e grande musica dal vivo. Tu sei il mio tormento, sei come il sole caldo e adesso brucerò. E rimaniamo in ambito musicale perché la Apple è intenzionata a trasferire tutti i suoi 1400 dipendenti londinesi nella Battersea Power Station. Perché è una notizia musicale? Perché questa centrale è quella che campeggia nella copertina dell'LP Animals dei Pink Floyd, quindi diciamo che l'Apple finisce nella copertina di un disco. La copertina, vediamo, c'è resa famosa non solo dalla centrale, ma anche dal maiale volante, che è un simbolo del gruppo inglese. Bene, ed ora diamo la linea, diciamo così, ad un grande esperto di musica, Andrea Join, che cura per noi ogni mattina l'agenda e quindi gli appuntamenti di oggi. Parte oggi la 35esima edizione delle Giornate del Cinema Muto, che si svolgeranno come di consueto a Pordenone dal 1 all'8 ottobre, con un evento al Visionario di Udine che ospiterà la speciale pre-apertura della rassegna. Sullo schermo l'irresistibile commedia di King Vidor, Show People, uno dei migliori fra i tanti film di Hollywood su Hollywood, che rinasce nell'interpretazione live della Zero Orchestra con la direzione di Günther Buchwald, uno dei nomi principali del commento musicale del cinema muto. Ha già l'attivo 30 repliche in sloveno ed ha ricevuto il premio Preženen conferito dall'Università di Lubiana Il mio Novecento, progetto d'autore di Patrizia Jurencic, tratto dal libro di Alessandro Baricco. In programma alle 20:30 la Casa della Musica di Trieste è una rivisitazione in musica del monologo. Musica jazz al Cantuccio di Gorizia in via Marconi con il trio del polistrumentista Piero Bittolo Bon, tra i migliori nuovi talenti della scena italiana, accompagnato da Stefano Della Porta e Andrea Grillini. In programma un repertorio composto da brani originali e standard riarrangiati.
A Grado prosegue alle 21 al Palazzo dei Congressi il Festival Corale Isola del Sole. 4 i cori ospiti: Rudemus dalla Germania, Lira dalla Russia, Cantilena dalla Lituania e Muso School Diploma Choir dalla Nigeria. Teatro a Pordenone, dove l'Arlecchino Errante prosegue con un altro appuntamento della compagnia Abbondanza Bertoni. Romanzo d'infanzia alle 20:30 al Centro San Francesco. Anteprima di Grado Giallo la rassegna dedicata alla letteratura di genere, noir e thriller, dedicato quest'anno a spy story e generi del mistero, che fino a domenica 2 ospiterà esperti e scrittori nella località balneare. Al Cinema Cristallo, proiezione del film Il Ponte delle Spie di Steven Spielberg. Tutt'altra letteratura, quella presentata al Museo di Fontanabona in comune di Pagnacco per gli incontri con l'autore. Alle 18 sarà protagonista Renato Carlantoni, sindaco di Tarvisio, in qualità di autore del libro Le Favole. Ultima segnalazione, l'11ª tappa di Libriamo nei lieti calici alle 18 nella sala di rappresentanza del comune di Cormons. Si continuerà a parlare di storie della Seconda Guerra Mondiale con la presentazione del libro Luciano Rapotez, Colpevole perché partigiano, di Diego Lavaroni, con prefazione di Moni Ovadia. E notizia dell'ultima ora uscita proprio pochissimi minuti fa, il comune di Roma, la capitale, è sempre nella bufera. Caos Campidoglio, un altro. Il ragioniere generale rimette il mandato, un'altra tegola per il sindaco di Roma, Virginia Raggi, davvero sfortunata, alle prese con il rebus della giunta e degli assessori. Secondo la Repubblica, infatti, il ragioniere generale Stefano Fermante ha rimesso il mandato presentando anche una dettagliata relazione sui conti disastrati della capitale. Sono isolato, c'è troppa confusione e non c'è un indirizzo politico, il suo sfogo. Quindi diciamo che i 5 Stelle a Roma hanno davvero un problema dietro l'altro. Passiamo al Friuli che ha come apertura del sito imprese e mondo accademico disegnano il futuro, industria 4.0 e digitalizzazione della manifattura, oggi al centro della DigiMet Conference. Sotto la collaborazione proattiva e condivisa tra imprese e mondo accademico, la collaborazione proattiva e condivisa tra imprese e mondo accademico può delineare una comune visione strategica efficace, sostenibile e funzionale allo sviluppo di innovazione. Una prospettiva che rappresenta per il gruppo Danieli non solo un pilastro, ma un obiettivo a cui tendere sempre con forza maggiore. Questa è la sfida, unita a quella legata all'industria 4.0, quindi la digitalizzazione della manifattura, è alla base della DigiMet Conference che si svolgerà oggi dalle 9 del mattino alle 18, quindi partirà tra poche decine di minuti, tra un'ora circa, alla Danieli Academy di Buttrio. La multinazionale presenterà al mondo accademico i settori di ricerca principali che vedranno impegnati l'azienda per i prossimi 2-5 anni. Io darei una notizia che è uscita oggi sul Piccolo di Gorizia, legata alla cultura, fondi regionali azzerati, chiude l'istituto Gramsci, è un peccato. Per l'ente del Friuli Venezia Giulia, situazione insostenibile da quando la giunta Serracchiani ha introdotto il sistema dei finanziamenti basati su progetti specifici. Quindi chiude l'istituto che era stato inaugurato, se non ricordo male, nel 1983. Critica la presidente Palladini Musitelli, spiace che accada con il centro-sinistra, si perde un istituto che sapeva affrontare i problemi di questo territorio senza mai perdere di vista il quadro nazionale ed europeo. Marina Palladini Musitelli è amareggiata per il destino dell'ente da lei presieduto. Abbiamo sempre lavorato con le scuole, invitato personalità di valore, gestito l'ente grazie al volontariato di studiosi affermati e dottoranti. Ricordiamo alcuni nomi tra gli ospiti dell'Istituto Gramsci, da Streller a Matvejevic, scusate, e Conetti, scusate, certo. Sulle lingue slave ho qualche problema. Io invece vi aggiorno per quanto riguarda la pagina sportiva, perché appunto siamo in attesa di vedere un po' come andrà sabato sera tra Udinese e Lazio, e naturalmente Iachini sta provando varie soluzioni. Badu ieri è tornato ad allenarsi sul campo dopo il differenziato programmato di martedì. La società pensa di poterlo avere a disposizione per la gara di sabato appunto contro la Lazio. Mancano solo pochi giorni. Nella partitella di ieri
ieri al Bruseschi il mister Iachini ha provato una mediana formata da Fofana, Coombs e Koné. Potrebbe essere proprio il ritorno di Fofana una delle novità della squadra che affronterà la squadra di Inzaghi, lo scrive appunto Stefano Martorano sul Messaggero Veneto. Le altre dovrebbe essere il ritorno di Armero sulla sinistra, la coppia d'attacco titolare che probabilmente sarà formata da Perizza e Zapata, come annunciato anche noi ieri nel nostro telegiornale dalla collega Monica Tosolini. Vi ricordo in chiusura i nostri prossimi appuntamenti per quanto riguarda il palinsesto. Ore 7 va in replica alle 8:30, poi ci sarà l'appuntamento con Salute e Benessere alle 10:15 a cura di Isabella Gregoratto, poi in forma con Samantha e quindi l'angolo dedicato al fitness alle 10:30, alle 13 ritorneremo con l'informazione, quindi il telegiornale. Vi ricordo anche un appuntamento che piace naturalmente ai più piccoli, ai bimbi, alle 17 i cartoni animati che è una novità del nostro palinsesto, e alle 18:45 Happy Hour con Daniele Paroni, alle 19 ritornerà l'informazione con il nostro telegiornale, mentre questa sera alle 20 c'è l'appuntamento politico con la trasmissione Che aria che tira a cura di Enzo Cataruzzi e Daniele Micheluz, vice direttore del Friuli, e se non ricordo male l'ospite dovrebbe essere Cristiano Sciaurli, l'assessore all'agricoltura, l'assessore regionale all'agricoltura. Bene, quindi questi gli appuntamenti per oggi, ma vi ricordo che domani torna ore 7 puntuale, alle 7, non ci saremo noi però. No, ci sarà Alessandro Di Giusto e Francesco Spangaro, quindi facciamo un cambio. Un turnover, come si dice in gergo sportivo, poi noi ritorneremo, io ritornerò lunedì assieme ad Alessandro, probabilmente insomma vedremo, e poi ritornerai tu venerdì con molta probabilità. E magari preparo una musichetta per te, così apriamo di nuovo con un video musicale, visto che è stato apprezzato oggi. Io ringrazio in regia Tiziano Campigotto e Giancarlo Virgilio, sempre precisi e puntuali, anche loro ad ore 7. Ringrazio voi per l'attenzione e quindi vi ricordo di ritornare, di rimanere qui con noi perché il nostro palinsesto è davvero ricco. Grazie per l'attenzione e buona giornata.